Radio Libertà, inviaci un messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te. 340 6709 659 340 6709 659. Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio. Segno i giorni scorrere sul calendario. Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Conoscevo come adesso ed ego non mi absolvo neanche quando mi confesso dei peccati che ho commesso. Roba grossa, un mondo senza testa, girovagando in un mondo senza testa in omaggio alla dea ragione e alla libertà di opinione. Sto leggendo su questo post che introduce la nostra conversazione con Max Del Papa, che vedo collegato con noi via Skype. Qui siamo nei meravigliosi, fantastici, ineguagliabili studi di Radio Libertà, che da ben 82 anni va in onda senza sosta. Grazie Max, buona giornata a te. Sto vedendo se c'ho ancora la testa. Io non ce l'ho più, da un bel pezzo. Perché no, ma ce la staccano. E non c'ho più neanche il mondo, non c'ho né il mondo né la testa e tutto il resto, quindi si fa quel che si può. Oggi allora di che cosa parliamo, Max? Perché voglio ricordare a tutti coloro che ci ascoltano che possono partire come punto di riferimento dal tuo blog, di cui sei il direttore naturalmente, no? Sì, direttore, amministratore, unico giornalista e anche pubblico. Faccio Esatto. tutto. Il tuo blog, il faro di Max Del Papa.altervista.org. Dopodiché, se capitate su Nicola Porro, sul Giornale d'Italia, pure potete leggere ciò che scrive Max Del Papa. Max, ti sei occupato di diverse cose interessanti negli ultimi giorni. Intanto se gli ascoltatori capitano appunto sul tuo blog di cui sei direttore, voglio sottolinearlo, il faro di Max Del Papa, non.it bensì .altervista.org per essere precisi, e si incoccia in un bellissimo Mattarella con tanto di papillon al collo, vestito elegante come si deve, e questa cosa qui tutto sommato non perde di attualità, questo tuo commento che è del 18 novembre, perché nonostante tutto abbiamo qualche problemino con l'esercizio della giustizia in questo paese e anche con il vertice della giustizia italiana, perlomeno il vertice del CSM, che è il capo dello Stato. Intanto, sempre rimanendo a ciò di cui ti sei occupato di recente, faccio una specie di rassegna stampa tutta centrata su ciò che hai scritto, Max. Poi partiamo da dove vogliamo. Ci sono due belli articoli sul Giornale d'Italia, uno più recente su quanto accaduto al Corvetto e precedentemente in via Ripamonti, nella nostra amatissima Milano, che sta diventando sempre più una bella città. Rami, che dir si voglia, un italiano di seconda generazione, un rapinatore, uno che aveva precedenti penali, come l'altro che era alla guida dello scooter, uno dei due è morto, un rapinatore ammazzato dal compare, tu scrivi, ma vogliono dire impunità per tutti e intanto la città brucia. Mentre l'altro articolo ci riporta su un tema che purtroppo anche questo è sempre di perenne, continua, costante attualità. E invito anche gli ascoltatori a leggerlo, anche se la sola citazione ci costerà, per resumo, una censura su YouTube, sui media, sui social e via dicendo, perché si parla di, aprite bene le orecchie, quella roba che non lo dico perché così magari non ci censurano, non lo so, quella cosa che ci siamo messi nelle vene al fine di scongiurare determinate malattie epidemiche o pandemiche, che dir si voglia. Quella roba lì che ci siamo messi nelle vene ci ha costretto, qualcuno ci ha costretto a mettercela, e costa la vita, non di rado, e chi ci ha costretto a metterla lo sapeva e insiste. Più impunito e tronfio che mai, questo è il titolo del pezzo che hai scritto sul tema di quella roba lì che ci siamo messi nelle vene per scongiurare malattie peggiori, e ce ne siamo trovate invece di migliori e di più ottime ancora, se mi passi la sgrammaticatura. Sul sito di Nicola Porro, nicolaporro.it, c'è un articolo, anche questo recente, sull'accusa shock delle femministe. Il caso scoppia a Bologna nel giorno contro la violenza sulle donne. Collettivo covo di stupratori. L'accusa viene dalle femministe e getta il panico a sinistra. Anche questa è una notizia interessante, non troppo battuta mi sembra,
dai grandi commentatori, no? Degna invece di qualche considerazione. Io sto facendo qualcosa di, come dire, di raffazzonato, sto mettendo insieme diversi argomenti perché sono tutti interessanti i temi che tu affronti, compreso, non so se ne avete già parlato, il corso WOC del Corriere della Sera. Anche questa è molto, molto istruttiva come questione, un manuale, un corso online per i giornalisti del Corriere della Sera su come scrivere in modo inclusivo. Sta quasi passando di moda in America, non dico che sia passata di moda la questione del woke, ma noi come gli servi sciocchi siamo sempre più indietro, no? Degli altri, di quelli che l'hanno inventata, e non ci facciamo mancare niente. Da dove vogliamo partire? Max, cos'è che ti sta appassionando in queste ultime ore? Io sto sfogliando i giornali, ma fatico a cogliere qualcosa che possa essere realmente appassionante. Tu di cosa ti stai occupando? Oppure, tra le cose che ho citato, da dove vogliamo iniziare? Perché a me mi sono piaciuto molto i 2 articoli che ho appena citato sul covo di stupratori, il collettivo covo di stupratori a Bologna. Questo è interessante, no? Perché evidenzia una delle contraddizioni di cui avevamo parlato anche con Luca Ricolfi qualche giorno fa, sulla scorta del suo ultimo libro. Lascio a te la parola, Max, e poi la parola se la prendono anche le ascoltatrici e gli ascoltatori, che possono intervenire come e quando vogliono, se sei d'accordo, fin da subito, allo 02 92 94 7222. Perché come diceva quell'illustre personaggio, la trasmissione la fate voi. Oppure WhatsApp, anche audio, al 340 6709 659. Ripeto i numeri per la diretta, per gli interventi in voce 02 92 94 7222, e per quanto riguarda i WhatsApp scritti o audio 340 6709 659. Per il momento è tutto dai magnifici studi di Radio Libertà. La parola a Max Del Papa, cari amici vicini e lontani. Ma io, se mi solleciti su questa cosa qui del walk, del collettivo di covo di stupratori, se lo dicono tra di loro. Questa è una cosa della quale sì, si è sempre parlato molto poco sui giornali. Rete sotterranea transfemminista. Sì, non si capisce bene. Se ne parla molto poco sui giornali. Se ne parla molto a Bologna, però, da quello che so, e non da adesso, da anni. E difatti ci sono queste accuse incrociate. C'è questa rete sotterranea transfemminista che io vorrei che qualcuno mi spiegasse anche in che consiste. La rete sotterranea transfemminista, che è una cosa carsica, una cosa, la metropolitana dei trans. Mi sa più di quello, capisci? Oggi piglio la linea rosa, piglio la rete sotterranea transfemminista. Allora questi accusano un altro collettivo dei centri sociali, dicono che c'è un maschio che... O più maschi, mi sembra. Sì, maschi, 2 uomini, 2 membri maschi, ha scritto il Resto del Carlino, che gli ha fatto la carognata, gliel'ha fatta apposta. 2 membri maschi non è male. Sì, no, è geniale. Noi sappiamo che siamo delle vecchie lenze pure noi, quindi sappiamo che questi non sono refusi, sono cose scientifiche. E allora i membri maschi sono accusati di avere, non ho capito bene se violentato delle membre femmine o dei membri trans o quello che è, però insomma si scannano tra di loro all'insegna dell'inclusione, della giornata per spegnere la violenza delle donne, che è già demenziale di suo, perché bastasse un proposito, bastasse la giornata con le 4 esaltati che zompettano. E questi qua dicono no, basta, il muro di omertà, sono anni che vanno avanti queste cose, insomma, alla fine fanno le reti transessuali, biologiche, poi i maschi si ricordano, ahimè, di essere maschi e saltano addosso alle femmine o presunte tali. In questo caso non è servita la percezione, evidentemente, cioè questa religione dell'io sono come mi percepisco, vedi che non vale più. Quando c'è di mezzo uno stupro di un maschio su una femmina, tornano i vecchi ruoli, torna il patriarcato. Sai, lì è un po' ambigua la cosa, perché io nei panni dell'accusato me la sarei cavata così, ma io mi percepisco donna. Certo, qui il collettivo universitario contro la rete sotterranea transfemminista. Contro la rete sotterranea trans
non mi ricordo più, transfemminista. E questi altri che rispondono, no, poi il linguaggio è tipicamente da centro sociale, cioè brigatese, tutte le formule, qui c'era una roba, aspetta, che se riesco a trovarla, perché qua è tutto pieno di pubblicità, quindi non riesco mai, vabbè, ma insomma noi, perché nel quadro di una lotta politica al patriarcato capitalistico siamo feriti da queste accuse, allora di che cosa ci si accusa? Noi siamo per cambiare il mondo, no? Tutta ipocrisia, tutta fuffa. Allora, da una parte quelli del collettivo trans non denunciano, ovvero denunciano pubblicamente ma non vanno dai carabinieri, lasciano lì e la cosa evidentemente si trascina da anni. Dall'altra parte questi altri che dicono sì, sappiamo tutto, però facciamo finta di niente perché il capitalismo, la rivoluzione, la lotta sociale, il desiderio di trasformazione, le contraddizioni, erano fumati quando hanno scritto sta roba, desiderio di trasformazione, le contraddizioni e la violenza del mondo in cui viviamo. Così è facile, così va bene tutto. Sì. A me ricorda molto la parte 2 di questa faccenda, che è, avranno visto anche i nostri ascoltatori, quello scazzetto che è uscito al salone dei piddini più liberi a Roma, doveva fare la Chiara Valerio un incontro con questo apprendista filosofo tale Caffo. Siamo pieni di apprendisti filosofi che cianciano, no? Che fanno i fighi perché così si portano a letto le signore un po' svagate, un po' annoiate, magari dell'altra che la pensano in un altro modo, però queste qua cercano legittimazione. Allora sai, questi imbonitori, Allora questo qui è accusato in un incontro che è intestato alla povera Giulia Cecchettin, il cui padre è ovunque, ubiquo e spiega tutto a tutti. Ha chiamato questa Chiara Valerio un amico, questo aspirante filosofo Caffo, che è accusato, è in processo di maltrattamento a una compagna. Anche quell'altro che va in giro con Ilaria Salis, no? Lo Zero Calcare, ha fatto un pippone su Instagram, 10 schermate per dire che no, lui si dissocia, però quell'altro no, perché è molto più facile. Anche lì è la stessa cosa. Cioè, qual è il fatto? Qual è la notizia? Che Chiara Valerio chiama un suo amichetto alla celebrazione contro la violenza sulle donne, un suo amichetto accusato di violenza delle donne? No! La notizia sono io Zero Calcare, che dall'atto della mia tronfiaggine vi spiego perché i miei rovelli sono come il giovane Werther, sono lo Jacopo Ortis della situazione, sono molto dilaniato, sono molto tormentato, Chiara è un'amica, però quando sbaglia e allora non sarò abbastanza rivoluzionario. Ma chi, come faceva Rino Banfi, chi cazzo ti conosce a te? Quindi questa è tutta promozione. Si parlano addosso, le contraddizioni della sinistra, l'ipocrisia, è tracotante. Si risolve in pubblicità. Parlatene. È solo la dimostrazione che noi possiamo permetterci ogni tipo di contraddizione, anche in vereconda, perché noi siamo qua. Il potere culturale lo manteniamo noi. E quindi ci parliamo addosso. Voi ci esecrate, ci fate un favore, perché ci riconoscete un ruolo egemone. È quello che anche la destra che critica non lo capisce. Cioè, se un ministro di destra fa il cazzone con una intrigante una cosa, salta subito come un tappo di spumante, giornali scatenati, cose scatenate. Se a sinistra c'è l'amichettismo nel segno del presunto violenza sulle donne, diteci quello che volete, noi facciamo quello che vogliamo e in più ce la raccontiamo, fingiamo di dissociarci perché è tutta una recita. Cioè sto Zero Calcare comincia col dire no perché io in coscienza rivoluzionaria, poi dice comunque non vi dimenticate che stasera sono lì a fare il firmacopie. Il soldo, no? E questo è per quello che invece come più diceva Totò, le chauffeur sono le chauffeur. Certo, sempre. Pas de problème.
perché noi andiamo e facciamo quello che vogliamo, e questa è una dimostrazione. L'altra dimostrazione è questo delle banlieue, del corvetto, Sì. che è solo una prova generale, ovviamente, no? Ecco, Cioè, tu sei milanese, conosci la città, sai cosa vuol dire il corvetto. E cos'era il corvetto negli anni in cui andavamo al liceo, no Max? Era tutta un'altra storia, il corvetto di quegli anni là. Adesso è sì, diventato la nuova Italia. Un segno. ecco, sì, devo dire per onestà che anche nei miei anni 70, eccetera, il corvetto aveva sempre una fama abbastanza preoccupante. Beh, certo, ma c'era un'immigrazione dal meridione e c'erano tutt'altri scenari sociali, no? Perfetto, perfetto, Diciamo che è perfetto. sempre stata una zona calda, ma diciamo rispecchiava tutta un'altra società, tutta un'altra realtà. Sì, comunque nel tessuto sociale e anche nel tessuto cittadino metropolitano. Qui invece, con il pretesto di due rapinatori che sono andati a ammazzarsi tra loro perché scappavano, hanno fatto una fuga di 10 km, 9 km dai carabinieri, si sono impastati, uno è morto e gli hanno trovato. Erano due rapinatori seriali, pregiudicati, non avevano neanche la patente quello che guidava. No. Però avevano il Però coltello, aveva il avevano coltello, lo spray urticante, 1.000 euro e catenina strappata. la furtiva e tutto quanto. Allora lì è stato un pretesto, no? Cioè giustizia per anni. Cosa vuol dire giustizia per No, anni? poi nel giro di un'ora via Ripamonti bloccata dagli amici loro. Subito. Bloccata tutto, sì, Subito. perché hanno immediatamente chiamato, e questo ci fa capire che c'è una regia che si aspetta solo l'occasione e poi semmai la si crea. Cioè hanno chiamato amici loro da tutta la cintura, da tutti gli altri quartieri, quindi in un attimo sono arrivati a frotte. Con immediato e violento accesso al pronto soccorso dove c'era quell'altro. Chiaro. E poi hanno dato i roghi, la devastazione urbana, l'attacco ai mezzi pubblici. Cioè era una banlieue, è inutile che Repubblica dica non chiamiamola banlieue. No, è una banlieue e questo è un debutto, come si diceva nel 68 francese, è solo l'inizio. Non è che un debut. Bravo, ecco. E che cosa succede? Che anche qui c'è la rimozione forzata. Allora io ho letto subito, e sono sempre di quelle cose che non ti stupiscono più, però ti schifano sempre più. Primo, vabbè, le insinuazioni sui carabinieri, Max, no? Li hanno ammazzati ti loro. fermo perché omaggiamo il pubblico sempre, la trasmissione la Bene, fanno loro, quindi c'è una telefonata, ma poi riprendiamo da qua esattamente. va bene. Non lo trascuriamo perché tu hai definito il corvetto una delle fogne milanesi. Sì. E che cosa viene fuori da questa cloaca? Dopo ne parliamo ancora. Intanto c'è una telefonata a 02 92 94 7222. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno Tenarca, buongiorno del Papa. Sempre auguroni, è in gamba del Papa. Allora, senta, una cosa, prima volevo parlare, per denunciare che il problema del fentanyl, l'altra arma segreta del regime nazicomunista per distruggere l'Occidente, non solo sta distruggendo una generazione in America, va bene, ma è arrivata anche in Europa e sta arrivando anche in Italia. Cioè questo regime nazicomunista cinese, oltre ad aver distrutto il mondo con il Covid, lì, Wuhan e tutto quanto, adesso sta cercando di distruggere proprio la civiltà occidentale in quanto tale. E per me i dati di Trump al 10% sono anche pochi, io li metterei al 100%. Quello è un regime criminale, punto. Poi un parere, se c'ha carta e penna, su 3 personaggi al dottor Del Papa, visto che lui è un giornalista, su 3 personaggi di cui io ho già un'idea, ma che cosa ne pensa lui mi interessa molto. Cioè di Michele Serra, Corrado Augias e Aldo Cazzullo. Gentilmente se mi può dare un giudizio, grazie. Bene, grazie a lei. E io aggiungo invece una considerazione relativa al punto di prima, poi ti lascio subito la parola, Max. Tu hai definito appunto il corvetto una delle fogne milanesi. Io ti chiedevo che cosa esce da questa cloaca. Un altro punto essenziale, per andare al dunque, senza girarci troppo intorno, tu scrivi che alla fine i media, i giornali, sotto sotto, tutto quello che sta accadendo lì, quella fogna lì, la giustificano, la sostengono, la approvano, no? Sì, prego. Lo confermo e ho anche una mia spiegazione. Cioè
Va bene, i giornali progressisti, che sono la maggior parte, con neanche tanto malcelata soddisfazione, plaudono ai roghi, alle banlieue. E che possono fare? Questo è il patente fallimento di una politica immigratoria che questi giornali hanno sempre sostenuto, pagati da tutto quel circuito che è il solito, che dal WOC americano, tramite l'Unione Europea, il World Economic Forum, cerca di introdurre il peggio di questa sottoideologia e compera, lo sappiamo tutti, lo dicono tutti, compera tutti questi media. Sono i soliti, sono i Soros, che dove c'è una sommossa lui sgancia i soldi, sono quelli che pagano i teppistoidi ambientali, sono i Gates che fanno le carni sintetiche, i vaccini, sono il ramo Kennedy convertito al green, che adesso vuole fa la forca all'altro parente, quello nominato da Trump, no? Il Bob Kennedy Junior, perché questo qui vuol tagliare un po' le unghie alla finanza farmacologica e questi pagano tutti i giornali e questi giornali naturalmente sono in qualche maniera ben compiaciuti che l'Italia si allinei alla Francia, ai paesi del nord che hanno messo in pratica questa immigrazione criteriata per 30-35 anni e dalla quale tutti vogliono tornare indietro e non sanno come fare. Sono compiaciuti perché c'è questo istinto, diciamo, progressista, per cui vabbè, questo è l'effetto delle ingiustizie sociali, eccetera, a noi ci sta bene così, giochiamo alla rivoluzione. Sono compiaciuti perché sono pagati per questo. Tu mi chiedi cosa viene fuori da Corvetto. Viene fuori una consapevolezza soprattutto, che questi qua, con l'accusa di giustizia per Rami, stanno dicendo una cosa molto semplice: noi vogliamo l'impunità. Noi vogliamo essere liberi di rapinare, di scippare, di stuprare, di ammazzare. Noi vogliamo, questa è terra nostra, non è più terra vostra. Ecco, in quegli anni là di criminalità nostrana, diciamo, Sì. nessuno andava per strada a incendiare i cassonetti e un'ora dopo era lì a dire giustizia, vogliamo giustizia, significa la nostra giustizia, quella che vogliamo noi. Il papà, no, del morto ha detto: io invece credo nella giustizia, bisogna che stiamo calmi, eccetera eccetera, no? Però è un'altra manifestazione di dominio quella lì dal mio punto di vista. Dal punto di vista comunicativo vuol dire qua comandiamo noi e la giustizia che vogliamo è la nostra giustizia, non quella dello Stato italiano, quella dei carabinieri. Assolutamente, no? assolutamente. Mi sembra evidente il messaggio. Tutto questo tutto qua dimostra l'identico messaggio, cioè questa è terra nostra, questa è roba nostra, qua comandiamo noi. Ecco, la cosa nel curiosa, segno dell'impunità. Tu scrivi nel tuo articolo che giustamente quelli in buona fede ti chiedono: ma perché i giornali allora appoggiano sta roba qua? Che è una controgiustizia, è un'altra roba. E allora, punto primo, per soldi, tu scrivi. Punto secondo, questi qui vivono in quella parte di città dove pensano di potersi solo affacciare alla finestra a vedere la rivoluzione fatta dai magrebini e che non li tocchi per niente. Non è così matematico che poi alla fine non li tocchi per niente sta roba qua. No, questa è una cosa, questa è una escandescenza diversa e alla fine tocca pure a loro perché questi non ragionano. Cioè c'erano due forme di criminalità diverse. Una la citavi tu, era quella della criminalità immigrata al Corvetto, in altri quartieri periferici negli anni 60-70, che però era criminalità ma se la giocavano tra loro, stavano nel giro dei racket, nel giro dei locali, della droga, della prostituzione, però non dicevi tu, non andavano a sfasciare così, anzi. E poi a loro modo, qui nessuno vuole esaltare niente, ma a loro modo operavano un controllo sociale perché chi sgarrava ci pensavano loro. Non avevano interesse a far saltare per aria i posti dove vegetavano. Banalmente è come oggi, se tu vai a Reggio Calabria, una scena come quella lì del Corvetto sarebbe impensabile. Penso di sì. Perché, San Luca, perché no? là c'è un controllo del territorio che per carità è fatto da una mafia, però affidato alla mafia, lo Stato ben contento di affidargliela, tra l'altro, perché comunque garantisce una certa pace sociale. Quindi qui è saltato. L'altro coso era quello del terrorismo negli anni 70, che però anche lì era un fenomeno esteso, però un fenomeno che rimaneva comunque in se stesso, rimaneva circoscritto. Cioè il terrorismo alla fine
Il brigatismo non ha mai fatto presa negli strati sociali. Era una rivoluzione molto fantasticata, violenta, ma non coinvolgeva. C'erano molti che stavano a finestra, si stimava 400.000, c'erano 40.000 militanti attivi, però il grosso della gente non veniva intaccato. Questi qua ammazzavano dei poveri cristi, di giornalisti, di magistrati, di poliziotti, e in un certo senso finiva lì. Allora in questo senso l'attendismo poteva andare bene, perché c'era la borghesia milanese, che è la più sconcia che io conosca, quella milanese, che stava alla finestra e diceva: beh, per il bene o per il male noi vediamo come va a finire. Adesso è diverso, adesso non c'è più il controllo, adesso questi qua bruciano e ti fanno la guerra. In un'altra intervista mi hanno chiesto come se ne esce, a me mi è scappato un po', detto col mitra. Volevo dire, non di sparare addosso, però volevo dire che questi qua ti fanno la guerra, ti vengono lì e ti bruciano. Quindi o lo Stato alla fine impone la violenza legale, quella di Max Weber, ed è una sconfitta per la democrazia, oppure non c'è altra strada, perché queste situazioni saranno sempre più radicali. Allora... Cioè, si è presa una via francese. È una sconfitta che oggi il sindaco di Milano certifica, perché quando succede quello che succede e questo qui se ne esce a dire sì, vabbè, sono successe delle cose, un po' di preoccupazione, ma però le migrazioni non le arresti e noi restiamo una città inclusiva. O sì, non sa di cosa parla. Ma poi scusami, cosa c'entra? Questi qua non sono immigrati, sono gente di seconda generazione nata Ma qui. sì, è una problema. frase priva di senso. No, vabbè, comunque, tra poco dobbiamo fermarci. Ti giro qualche messaggio che è arrivato nel frattempo e poi facciamo una piccola pausa delle 10:30. Una volta, scrive Maurizio, gli operai facevano sacrifici per avere l'appartamento al Corvetto, ora i pensionati il loro appartamento non lo vuole nessuno italiano. Certo. Cominciamo, scrive Battista, a sbattere in galera anche chi si droga, oltre ai venditori di morte, perché comunque questi due qui erano anche spacciatori. Se non c'è mercato, cessa lo spaccio. La nostra società purtroppo è debole, in decadenza, e questi elementi lo sanno. Per la giustizia a rami ci ha già pensato il karma, scrive un altro ascoltatore. Gian da Brescia, i quotidiani sono solo il portavoce di quei sindaci inetti, vedi Sala, che ora fa un altro centro immigrati, ovvero ghetto. Ci risentiamo tra pochissimo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto cari amiche, cari amici, insomma cari ascoltatori da Alberto Acerbis. È iniziata la campagna olearia, in questo momento chi ama l'Italia non può non amare anche i suoi frutti, che alla fine sono i suoi figli. Parliamo dell'olio Acerbis, parliamo di estrazione a freddo, parliamo di olive raccolte al giusto punto di maturazione. Parliamo di un qualcosa di straordinario. Ormai non c'è più spazio per il non lo sapevo. L'olio Acerbis, olio italiano 100% estratto a freddo, olive italiane. Mettete in casa qualcosa di unico, di straordinario, che vi fa davvero riscoprire i sapori di un tempo. 6 bottiglie da litro di olio Acerbis, d'olio novello, straordinario, 84 euro. Olio nuovo, prezzo vecchio. Trasporto non lo pagate. Per ordinarlo, per prenotarlo, chiaramente direttamente al frantoio 030 68 40 408 oppure olioacerbis.com, perché l'olio bu e ve sempre regala. Ma che aria tira nel nuovo mondo? Non è che adesso che ha vinto il vecchio trombone si torna alla vecchia canzone? Lo abbiamo domandato al famoso giornalista americo-italiano. Siamo i ragazzi di oggi, pensiamo sempre all'America, immaginiamo lontano, troppo lontano, finché la midterm cambierà, finché qualcuno ci darà una terra promessa, un mondo diverso
dove crescere i nostri pensieri. Noi non ci arrenderemo, non ci fermeremo. Kamala Harris, ricandideremo. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. E io devo dire che il giornalista americo-italiano è diventato uno dei miei fari, uno dei miei punti di riferimento morali, spirituali e professionali, per cui non posso fare a meno del suo parere ogni volta che capita. Ogni volta che mi sento smarrito mi rivolgo a lui e lui puntualmente riempie il mio smarrimento di senso, di verità, di certezze, di cose chiare, indiscutibili e non di opinioni banali. Io lo ringrazio perché il giornalista americo-italiano ci voleva in questo panorama desertificato. O no? Tu cosa ne pensi, Max? Io vorrei tanto capire chi è questo pirla che si diverte a farmi la caricatura. Se lo trovo gli faccio un mazzo così. Speriamo di no. Perché noi americani su queste cose non scherziamo. Forse ha ragione lui. Comunque, torniamo a noi, torniamo a questo bellissimo quadro che viene fuori dalla tua Milano. Sì. Tu hai parole molto efficaci nell'articolo che poi chi ci ascolta può trovare anche su Il Giornale d'Italia, no? Il giornale d'Italia.it, in questo caso il punto .it ci sta. Dicevo, tu fai una descrizione di Milano, vorrei riportare qualche passaggio della tua descrizione di Milano, che è la tua città, quindi non sei sospettabile, diciamo, né di non conoscerla né di non amarla. I quartieri periferici, scrivi, fanno già paura. La cintura dell'Interland fa orrore. Quando cala la sera, spettri spaventosi, da incubo di Romero. Se da Pioltello, dove comanda la madrassa tollerata dalle istituzioni, sono quelli della chiusura delle scuole per il Ramadan, nella totale solidarietà di amministrazione e clero. Se da questi inferni che circondano Milano come una lebbra sociale devi andare in città, ti tocca prendere il passante ferroviario, cioè rassegnarti a qualsiasi cosa. Da lì arrivare alla metro, dove è altamente probabile imbattersi in qualche baby gang per niente baby, ma definirli tali fa indulgenza, fa quasi tenerezza. Poi arrivi alle colonne di San Lorenzo e non ti salvi, alle logge dei mercanti, dall'incredibile acustica, che è una delle attrazioni turistiche, l'acustica della loggia, no? Ti investono gli scippatori in sciame. Alla Darsena negozi e ritrovi stanno chiudendo tutti, non per mancanza di clienti e di affari, ma per impotenza, per puro terrore. E questo qui non è un'esagerazione, perché l'altro giorno al TG regionale della RAI, il TG3, regionale Lombardia, c'era una sfilza di testimoni di negozi, di attività che chiudono perché ci sono risse, cioè ogni notte è una devastazione. La propensione ai reati violenti è esplosiva negli immigrati arabi, africani e islamici, ma si fa finta di niente, si ignorano le statistiche ufficiali e se non è possibile ignorarle, le si truccano, come faceva quel tale che a costo di fondere la calcolatrice, a forza di conti sballati, riusciva a dimostrare a se stesso che 1 più 1 faceva 3. Non è che hai esagerato, Max, un po' troppo sulla tua Milano? Ma sai, io la batto, perché ci torno, la batto come una puttana per quello che sono, quindi la conosco, ci vado. Ho anche una memoria storica, quello di cui parlavamo prima, quindi il raffronto lo faccio. Io Pioltello la conosco, i quartieri dell'Interland li conosco. Poi, oltre alla mia esperienza, c'è quella di tante persone, di tanti amici. Se l'amico mi dice, io alla Barona sto in un supermercato, a un certo punto mi hanno buttato fuori perché ero l'unico italiano e mi hanno praticamente fatto uscire minacciandomi, io non ho ragione di dubitare di questo perché lo vivo, lo vedo. E ancora una volta qui c'è la sottovalutazione totale che continua, quel non voler vedere, cioè una politica così, Sala che dice no, noi rimaniamo inclusivi, è una cosa che non ha senso, è una sottovalutazione che io vorrei capire se è scriteriata, se è irresponsabile o che altro, perché non è possibile. Cioè, hanno fatto questi roghi, queste cose, e sono sicurissimo che è, come dicevamo prima, è solo una prova generale. Dopo che cosa si dirà? Quando andremo verso una soluzione francese,
o inglese, che cosa si dirà dopo? Ecco, però Max, tu fai un riferimento a una sorta di cupola massonico-mafiosa, quella di cui parlavi prima, alla quale hai Sì. accennato prima, no? Che è quella dei Bill Gates, del Soros, dell'Unione Europea, del World Economic Forum, che irrora di Dei VIP di Hollywood, di quel tipo di sì, circostanza lì. che irrora di soldi, di quattrini, di decisioni istituzionali e anche di charme attraverso il mondo hollywoodiano, no? Ma sono cose che vanno, che vengono anche, diciamo così, pompate sotto il profilo della, insomma, dell'appeal, no? Se lo sostiene il famoso attore, allora è una cosa interessante. Quindi ci mette insieme tutto, i soldi, le istituzioni, la propaganda hollywoodiana, quindi il far leva anche sugli aspetti, diciamo così, più di moda, tra virgolette, ma la finalità qual è? Perché uno si domanda, oltre a chi sono questi qui, perché lo fanno, appunto? Perché? Qual è Ma il lo fine? dicono per debellare completamente la cultura, la civiltà occidentale, quello che ne resta. Lo dicono per sfoltire la popolazione, perché al mondo siamo troppi e allora uno su due è un mangiatore inutile. Lo dicono perché c'è questo grandissimo, colossale affare della riconversione. Cioè, siamo arrivati a un livello di saturazione. Il capitalismo non fa più cose, non è più il capitalismo delle cose, è un capitalismo finanziario che vende balle, vende miraggi, vende influencer, vende le cose che non esistono. E allora ci si concentra su quello. La sola transizione green, che per 30 anni ci hanno detto che era l'unica strada, adesso si comincia ad ammettere che non porta da nessuna parte, che non ha senso concentrarla solo nell'Europa e nell'Occidente, che gli altri semicontinenti se ne fottono altamente, continuano a inquinare della bella e della buona, e costa 60 trilioni di euro l'anno. Quelli sono tutti soldi che impoveriscono le classi medie e povere, però finiscono nelle tasche di quelli che producono questa roba. Ci sono tasche che viaggiano dalla Cina agli Emirati fino alla finanza americana, europea. L'Unione Europea è stata fatta per questo. L'Unione Europea è stata fatta è un comitato di affari della grande industria della finanza che deve importare questa roba qui e deve, se possibile, sfoltire la popolazione con quei preparati che non si possono nominare. Anche lì, chi faceva le mele avvelenate pagava tutti, paga ospedali, paga giornali, paga i centri di ricerca. Se tu oggi vai in un'università, allora, se noi oggi andiamo in una qualunque università italiana, troviamo dei finanziamenti colossali da parte di cinesi, russi meno perché di soldi ne hanno pochi, ma arabi, Emirati, Dubai, queste cose qua, hanno investito totalmente, da cui poi le generazioni che ci ritroviamo, cioè queste qua che escono dalle università e celebrano la giornata della donna e vogliono mettere insieme il genderismo e l'Islam, no? E dicono, fanno questi slogan, un morto non stupra. È la giornata contro la violenza e loro dicono ammazzateli tutti. Adesso c'è questa cosa, questo circolo, no? Come si può fare per estinguere o comunque sfoltire il maschio bianco occidentale? Cioè, non è neanche eugenetica, questa è l'apologia della strage globale. E lo dicono tranquillamente su quei giornali. Per cui, perché lo fanno? Per guadagnarci, come sempre. Per svitare la testa alla gente e riavvitagliare da capo. Io poi sono anche convinto, e qua mi fermo, che chi comanda in Italia o in Europa, ma soprattutto in Italia, abbia perfettamente capito che la battaglia è persa. No, quello che stavo arrivando anche a quello, perché mi pare che qua governi la sinistra, governi la destra, governi il tecnico di turno, cambia proprio niente da questo punto di vista, nell'affrontare questi fenomeni. Non cambia nulla. No, questi hanno capito che la battaglia è persa, che oramai possono anche fare come in Germania, gli sparano addosso, in Spagna. Noi no. La battaglia è persa, questi hanno vinto e lo dicono. Qui è roba nostra. Noi pretendiamo totale impunità, questo è territorio nostro. Allora chi comanda, che ormai la politica è solo un esecutore di quella finanza lì? Prima io dovevo una risposta a quell'ascoltatore che mi ha sollecitato sul fentanyl, eccetera. Si diceva già negli anni 60 che l'LSD, le droghe erano un complotto della CIA. Senza stare ad addentrarci in questo,
È vero che il fentanyl è una di quelle droghe che rende gli uomini delle larve, se non è organizzata comunque fa comodo al potere, questo è sicuro. Che poi arrivi dalla Cina, che arrivi dall'Afghanistan, che arrivi dalle raffinerie clandestine americane, comunque rende le persone, cioè uno zombie non è uno che protesta, ha ragione logica. E anche questo, ma io non ci vedo una grande differenza tra il fentanyl e le mele avvelenate di cui non si può parlare, perché le mele avvelenate ti neutralizzano anche quelle, ti rendono un malato perenne, io ne so qualcosa, eccetera, eccetera. Poi per quello che riguarda i vari Serra, Augias, sì. e l'altro qual era? Era Cazzullo. Cazzullo. Rispondo così, non penso niente, proprio niente. Non sono niente questi qua. Allora, c'è Stefano che scrive: ci credete che sono settimane che cercavo di capire chi fosse il giornalista americo-italiano? Ora però vorrei anche sentire Alan Friedman. Così, la butta là Stefano. Vabbè, vedremo di contattare Alan Friedman. Vedremo di lavorarci, anche perché io mi sarei anche rotto i coglioni di venire sempre tirato in ballo. Esatto. Allora Max, l'unico che non si piega a questi individui è Putin? Scrive un altro ascoltatore, anzi domanda. La domanda è per te. Sì, no, cerco di dare una risposta che sia meno istintiva, beata Vabbè, questa è una domanda, diciamo, un po' fanatica, no? Un po', diciamo, simpatetica. Allora, mi limito a osservare questo. Non voglio tirare in ballo le azioni di guerra, le azioni di cosa, la NATO, perché sennò non riusciamo più. Pensare che un Putin non sia effetto, causa, agente della stessa globalizzazione, pensare che il solo Putin viva avulso da queste logiche che pure sostiene di combattere, pensare che questo non si giovi della globalizzazione, della finanza che fa capo poi alla Cina, che sia una specie di puro, comunque lo si voglia vedere, mi sembra francamente eccessivamente così ottimistico o irrazionale. Questi sono tutti autarchi che sono all'interno di questa cosa, di questa finanza globalizzata, non ne sta fuori nessuno. Cioè, ma Putin può scagliarsela con l'Occidente finché vuole, ma ne ha bisogno, come l'Occidente ha bisogno del suo gas, e difatti gli fanno delle sanzioni che sono teoriche, ridicole. Cioè alla fine non è mai stato così. La politica, la geopolitica è sempre ambigua per natura, però non c'è mai stato, credo, un periodo come questo dove i miei peggiori nemici sono i miei migliori alleati. Allora Max, altro messaggio: siete voi al governo, puntini puntini, fate. E qui è molto semplice osservare che né io né Max siamo al governo, facciamo un altro mestiere tra l'altro. Mortacci tua, se stavo al governo non stavo qua la mattina, me ne stavo ai Caraibi. Appunto, quindi lasciamo stare, questo l'avrete riconosciuto, ovviamente, non c'è bisogno di interpretazione. Soffia. Il nostro amico non ci metterà settimane, credo, a individuare. Stiamo meglio del cazzo. A individuare il soggetto. Allora, Max, uno sguardo veloce anche all'agenzia ANSA, perché siamo pur sempre nell'attualità. È stato arrestato il sindaco di Vigevano, accusato di corruzione, perquisito anche un ex europarlamentare. Adesso ce la leggiamo insieme questa notizia. I carabinieri di Pavia, scrive in questo momento l'agenzia ANSA, stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare, cioè un arresto, nei confronti del sindaco di Vigevano Andrea Ceffa, di una consigliera comunale e di 3 dirigenti della SM, società controllata dal comune, in materia di reati contro la pubblica amministrazione. Perquisizioni anche per un politico locale, ex europarlamentare e un imprenditore edile. Origine dell'inchiesta: tentativo nel novembre 22 di rovesciare la giunta comunale, la cosiddetta congiura di Sant'Andrea, niente meno. Un consigliere sarebbe stato avvicinato per dimettersi per 15.000 euro. Il sindaco, per avere sostegno da un'altra consigliere, le avrebbe procurato una consulenza. Il sindaco è accusato di corruzione. Il sindaco di Vigevano Ceffa è stato messo ai domiciliari, così come Alessandro Gobbi, presidente della società ASM Vigevano e Lomellina, Veronica Passarella della stessa società, altre 2 persone.
L'accusa è corruzione, risultano indagati Alberto Righini, presidente dell'ANCE, l'Associazione dei Costruttori, e l'ex europarlamentare Angelo Ciocca della Lega, che è stato perquisito. Conosco Andrea Ceffa come lo conoscono i suoi concittadini e tutta la Lega, ha detto Matteo Salvini, come persona onesta e corretta e all'esclusivo servizio del bene della sua città. Io personalmente e tutto il partito siamo al suo fianco, certi della sua integrità, e contiamo che possa chiudersi rapidamente questa brutta pagina, sicuri che possa dimostrare la sua totale innocenza. Da ministro ho lavorato con lui, dice Salvini, su alcune opere strategiche, a partire dalla Vigevano Malpensa, e confido possa tornare al più presto in ufficio. Così Matteo Salvini. Un'inchiesta insomma su un sindaco leghista e un europarlamentare, ex europarlamentare, non ce l'ha fatta all'ultimo giro, della Lega, Ciocca. Staremo a vedere, perché per il momento io non so niente di più di quanto racconti l'agenzia ANSA, ovviamente. Certo è che diciamo, questo perenne discorso della giustizia, della politica, eccetera, non si risolverà mai, credo, perché mi par di capire che all'orizzonte non ci siano riforme tali da separare nettamente gli ambiti. No, adesso non sto parlando di Vigevano e non sto parlando di una vicenda che non conosco, ovviamente. Nessuno credo abbia letto le carte fino adesso, perché è uscita stamattina. Quindi non lo so, non sto parlando di quello, parlo più in generale, Max. Qui il problema della giustizia c'è ed è enorme, è grande come una casa. Noi ci stiamo occupando da tanti anni di quella vicenda che è la strage di Erba e del suo infinito procedere alla ricerca di una cosa semplicissima. Lì nessuno ha fatto un processo. Ecco, io quando devo pensare alla giustizia in Italia penso a quella vicenda lì, mi spiace, ma non perché mi ci sono incaponito io sopra, ma perché lì dentro ci sono, e nelle prossime settimane le ripercorreremo proprio in dettaglio con interviste a quasi tutti i consulenti, che sono illustri scienziati che hanno fatto consulenze per la difesa dei due condannati e che sono stati presi a schiaffi dalla Corte d'Appello di Brescia, che ha detto il vostro lavoro non vale niente, così come non vale niente quello dei giornalisti. E qui, Max, io apro un'altra piccola parentesi, ma per me è grande, cioè c'è stato il silenzio totale. Allora, la strage di Erba è una vicenda che ha avuto un certo rilievo mediatico, no? E oltretutto la pronuncia della Corte d'Appello di Brescia, che ha detto no alla revisione, si inserisce comunque in una vicenda mediaticamente rilevantissima. Ebbene, questi qui, i giudici di Brescia, hanno scritto che qualsiasi elemento di prova, non parliamo di prove, perché uno parla di prove solo quando entrano in un'aula di giustizia, vengono sottoposti al fuoco incrociato dell'accusa, della difesa e quindi al vaglio del giudice. Prima ancora sono elementi di prova, no? Allora, se un elemento di prova lo porta Max Del Papa, o lo porto io, o lo porta un giornalista qualunque, non può neanche assurgere a elemento di prova. Non è degno di entrare in un'aula di tribunale, perché il giornalista si fa compiacere da quello che intervista, o meglio, quello che viene intervistato compiace il giornalista, tende a compiacerlo, e quindi ciò che dice non è assolutamente affidabile. Con questo abbiamo liquidato il nostro mestiere, il cosiddetto giornalismo d'inchiesta, o quel che ne rimane, ma più in generale il nostro mestiere. Cioè, se una cosa te la porta un giornalista, è come se ti portasse il nulla. Non esiste, non è degno di entrare come elemento di prova in un processo. A me pare un'aberrazione mostruosa, però non ho visto né l'Ordine dei giornalisti, né la Federazione Nazionale della Stampa e tutte le altre para-organizzazioni eccepire niente. No? Si trangugia tutto, poi ti meravigli che questo mestiere ormai è il più screditato del mondo, o no? E se vai fuori dai binari, cioè possiamo cantarcela noi qui in un piccolo spazio di libertà, ma è finita lì, non vai oltre, no? Ma perché questa pronuncia della Corte d'Appello, la dice a metà, cioè non sono ammissibili nuove rivelazioni o prove che vengano dai giornalisti che non ci piacciono. Ecco perché in realtà in primo grado Pino Corrias fece un libro, Vicini da morire, che addirittura non fu sentito solo lui come testimone al processo, ma fu preso il suo libro come elemento della pubblica accusa. Fu preso dal pubblico ministero. Quindi il giornalista che la dice come l'accusa va benissimo. Il giornalista che fa il suo lavoro e mette in fila i fatti che non piacciono all'accusa, allora quello non è degno di entrare in un'aula di tribunale. Quell'altro invece lo faccio sedere sul banco dei testimoni e prendo il suo libro come elemento della pubblica accusa, no? A me quello che mi mette in sospetto, a me sarebbe piaciuto molto, prima quando ero giovane, i primi anni lo facevo, andare a ficcanasare, a curiosare, con una mente totalmente aperta, mi sarebbe piaciuto andarmi a fare un po' di affari
di Erba, per vedere un po', no? Che aria tirava. Quello che mi mette in sospetto è questa uniformità nel tacere. Possibile che poi noi manderemo in onda tutti i giornali mainstream sono tutti della stessa. Allora, o lì c'è proprio la pistola fumante, c'è il coltello sporco di sangue con la mano che lo tiene, ma siccome questo qui non c'è, allora io mi chiedo, non è che qua si vuole coprire qualche cosa di indicibile? Beh, per me sicuramente, ma non ho capito cosa. Ma la cosa incredibile è che dopo 18 anni nessun elemento di fatto è entrato ancora al vaglio di un tribunale, di un giudice. Questo mi sembra veramente incredibile. Ci sono elementi che da 18 anni bussano alla porta del tribunale, dati di fatto, e che nessuno esamina e vuole ammettere dentro un'aula di tribunale, perché sanno che sono troppo difficili da spiegare quegli elementi lì o da contrastare e che sono alla base della condanna, ma sono lì che bussano e prima o poi io credo che quella porta si dovrà aprire. Tra l'altro, a proposito di condizionamenti, prossimamente qui avevamo avuto una conversazione interessantissima con Gian Loretto Carbone, storico inviato di Chi l'ha visto, che ci aveva raccontato proprio in maniera piana, dettagliata, chiara, chiarissima, come a un certo punto la trasmissione fu fermata. La trasmissione di Chi l'ha visto, erano già pronte 3 puntate su Elba, andò in onda solo la prima, fecero un casino tale e suscitò uno sconcerto tale che la volta dopo Federica Sciarelli va in onda e dice la seconda puntata non va in onda più, fine, chiediamo scusa alla famiglia, a tutti quanti, è finita là. E Gian Loretto Carbone se ne andò poi da Chi l'ha visto in conseguenza di tutto questo e ci ha spiegato come è arrivato lo stop. Da chi non lo sa neanche lui, ma è arrivato lo stop, bello, tondo e chiaro, su una trasmissione del servizio pubblico e all'epoca eravamo prima della sentenza di Cassazione, quindi a procedimento giudiziario ancora aperto, in presunzione di innocenza. Solo che la presunzione di innocenza non potevi corroborarla con un racconto giornalistico basato sui fatti, su fatti veri, inanellati uno dopo l'altro. E infatti fu stoppata e questo secondo me è stato uno delle cose più schifose alle quali ho assistito. Gian Loretto Carbone ce l'ha raccontato per filo e per segno e Edoardo Montolli ha recuperato tutta questa vicenda per il suo blog, non so se è già uscito ma uscirà tra poco e la riproporremo anche noi la puntata che ha fatto Edoardo Montolli del suo podcast sulla strage di Erba, la 18ª puntata. Se andate sul suo sito Fronte del Blog e sulla pagina YouTube di Fronte del Blog lo potete trovare. Ed è di un documento interessantissimo per noi giornalisti. Poi te lo giro, Max, te lo guardi e te lo ascolti anche tu, perché secondo me è di straordinario interesse, appunto tale che non ne parla nessuno, ovviamente, no? Perché sarebbe un'ottima occasione per mettere alla prova l'onestà, la professionalità di noi giornalisti e il funzionamento della macchina della giustizia, cioè sono temi di grandissimo rilievo. Sarebbe un'occasione straordinaria per tutti, per il paese mi viene da dire, no? Perché si parla tanto di giustizia e poi magari questo povero sindaco è colpevole, magari è innocente, non lo so, però è pur sempre, diciamo, un piccolo esempio. Qua abbiamo 2 cittadini qualunque che sono veramente, diciamo, al di sotto di ogni soglia di colpevolezza possibile e immaginabile, i quali sono stati presi dentro una macchina tremenda e non ne escono più. E questa cosa qui è una cartina di tornasole fenomenale, secondo me, perché non è il difendere Berlusconi, difendere il sindaco, poverino, magari non c'entra nulla quello lì, o difendere il pubblico amministratore, è difendere 2 cittadini qualunquissimi, passami questo superlativo, super qualunque, che potremmo essere io e te, ma ancora meno. Io e te abbiamo più strumenti di loro. Quei 2 lì sono 2 che non sanno da che parte girarsi. Infatti Gian Loretto Carbone ha usato parole pesantissime, ha detto quei bastardi che li hanno interrogati, li hanno terrorizzati e li hanno portati dove volevano loro. Se uno ascolta gli interrogatori, è andata così, non c'è bisogno di perizie. Poi hanno fatto anche le perizie illustri scienziati e hanno detto che sono dei cretini, che non capiscono niente. Ma non gliel'hanno detto altri colleghi scienziati, gliel'hanno detto 3 giudici. E la cosa non mi sta in piedi da nessuna parte, Max. E questo era un argomento di discussione civile e franca. Ma siccome in questo periodo qui questi argomenti non hanno più diritto di cittadinanza, mi pare, allora parliamo della Ferragni, che sta col figlio di Tronchetti Provera, giusto? Parliamo di quello, facciamo prima. Ti giro gli ultimi messaggi, perdonami Max, ho un po' tracimato. Allora Luca da Brescia, ma dai, il grande Max è il giornalista americo-italiano. Tornando alle cose serie, non pensate che il Kosovo insegni? Prima fanno arrivare gente aliena alle nostre tradizioni, culture e religione. Poi quando questa gente è maggioranza la appoggiano per separarsi dalla nazione originaria.
Il che, pensando come il De Sanctis, il fine giustifica i mezzi. A noi indipendentisti potrebbe anche andarci bene. È una battuta, scrive Luca. E figuriamoci se non ho capito, una battuta e come. Ecco, adesso cercano di demolire la Lega, Salvini attenzione, scrive un altro ascoltatore. Stanno scartavetrando le gonadi all'inverosimile, altro messaggio su quanto successo al corvetto, nemmeno avessimo perso chissà cosa. Ora, se fossimo un paese serio, la soluzione sarebbero reparti di polizia militare con regole di ingaggio ad hoc e un solo fine: bonificare. Il Batagliao de Operaciones Policiais Especiais sarebbe ottibope, sarebbe ottimale come esempio da prendere. Infine l'ultimo messaggio, Gianni da Genova, un abbraccio forte a Max, alla fine il tempo è galantuomo, Meloni con Forza Italia e PD hanno votato ieri la serva del Pentagono von der Leyen, a quale campo largo di Palta è schierata bla bla bla, scrive Gianni da Genova. Ho messo insieme tutti i messaggi, ti lascio però la conclusione, la parola finale, abbiamo 2 minuti scarsi, Max. Ma io tornerei da dove siamo partiti, cioè da questa cosa del corvetto, perché per me è sintomatica, emblematica, profetica e racchiude un po' tutto. Scassano le gonadi, come diceva quell'ascoltatore, perché lo devono fare, perché capiscono che comunque è una faccenda estremamente importante da un punto di vista anche simbolico. Cioè deve continuare quel processo lì, deve continuare la visione, la lettura a senso unico. Mi ha colpito molto che in un momento in cui c'è una magistratura che si definisce, si palesa come militante, come frontalmente contraria al governo, alla Meloni, che tra l'altro fa quello che può o che vuole, cioè niente, perché è inutile evocare la polizia. La polizia in Italia in questi casi è mandata lì con esclusivi compiti di mediazione, che è folle, e di contenimento. Cioè li mandano lì a prenderle. Quindi cioè in Italia non ci può permettere più un dalla Chiesa che quando il fenomeno terrorista è esploso, è tracimato, gli dicono, Andreotti gli dice pensaci tu, lui ci pensa, lì sì, con una reazione, con una repressione violenta e anche tatticamente moderna, usava i computer eccetera, ma lì debella. Poi dopo vabbè finisce come finisce. E non possiamo permetterci una Thatcher che avrebbe detto signori questa situazione finisce qua. Noi abbiamo la Meloni che traccheggia, che vuol durare, che sa perfettamente che certe cose non gliele fanno fare e quindi anche lei prende tempo, che vuol dire perdere tempo. Mi ha stupito molto che in una fase in cui questa magistratura, che apertamente è antagonista, che blocca tutti i trasferimenti, che dice anche lei no, cioè, ci vogliono più migranti, non si devono rimpatriare, si devono accogliere, succede quello che succede al corvetto ed è una portata simbolica potente e il capo della magistratura, tanto per cambiare, non trova una parola. Cioè, vedi, non c'è un ripensamento, poi per forza che... No, ma poi voglio dire, almeno una difesa seria, corretta, onesta delle istituzioni. I carabinieri, poverini, sono finiti nel mirino, non li ha difesi nessuno, neanche la loro non arma. è nessuno, cioè si sono presi loro di quelli che li hanno ammazzati con dei strani complotti. Cioè non vuol dire stare dalla parte dei carabinieri, ma stare dalla parte di un minimo di dignità se sei in uno stato civile. Quelli due lì li difendi, stavano facendo il loro lavoro. Quelli che non facevano nessun lavoro, se non criminale, erano gli altri due, punto. Cazzo, hanno fatto un inseguimento, hanno fatto una fuga di 10 chilometri, sono partiti da Corso Como, da Via Farini, sono arrivati in Ripamonti. Max, dobbiamo salutarci, gioco forza perché sono già le 11.01, io come sempre ti ringrazio e tra poco avremo un'altra perla del nostro amico Americo Italiano perché non possiamo chiudere che non con un sorriso in ogni caso. Grazie a Max Del Papa che tiene insieme tutto quanto. Non sono io, No, non è lui. I mortacci vostri. Ciao Max e un saluto a tutti. Ciao. Avete ascoltato Auto da Fè. Ma cosa succederà